Negli ultimi 2 anni 25 milioni per l'ex SULS 15 e per l'ospedale di Cittadella negli ultimi 2 anni oltre 9 milioni e mezzo di euro. Per il futuro stiamo già approntando un investimento di oltre 25 milioni di euro solo per Cittadella per rifare tutta l'area delle degenze mediche. È una sanità che si conferma d'eccellenza e all'avanguardia. Zaia a Cittadella per l'inaugurazione di una serie di nuove strumentazioni dal valore complessivo di oltre 525.000 euro, lo sottolinea ricordando le cifre investite e soprattutto i nuovi finanziamenti in arrivo che cambieranno l'aspetto della sanità in Alta Padovana. È un progetto che abbiamo voluto definire nei minimi dettagli anche per capire esattamente, quantificare l'investimento e anche capire qual era la convenienza tra tenere in piedi le casette che risalgono agli anni 60 piuttosto che costruire un nuovo complesso ospedaliero. Il Presidente ha dato l'investitura a un grande progetto che noi abbiamo proposto, che è quello di rifare completamente tutte le degenze dell'area medica. Significa abbattere le cosiddette casette, come li si chiama qua in ospedale, e costruire un nuovo plesso ultramoderno per un costo complessivo, un investimento complessivo di 28 milioni di euro. L'inaugurazione di oggi ha riguardato strumentazioni per il centro di procreazione medicalmente assistita, una colonna laparoscopica 3D per la chirurgia generale, sistemi di telemetria per il monitoraggio cardiologico, dotazioni ecografiche per la diagnostica in senologia. Noi abbiamo oltre 60.000 dipendenti, eroghiamo 80 milioni di prestazioni all'anno in Veneto, 2 milioni di accessi in pronto soccorso, 9 miliardi 360 milioni di euro per curare i veneti. Forse ogni tanto bisognerebbe fermarsi prima di dire ma io, forse capire che questa è veramente una squadra che rende. A Padova intanto la concentrazione è puntata sul nuovo ospedale, l'iter del progetto prosegue. Per noi sì, attendiamo che il Comune di Padova ci dia una delibera nella quale ci trasferisce l'area.